dove il legno ancora vive, a Legnaro, dove andiamo ad incontrare Giustino Mezzalira, direttore della sezione ricerche agroforestali di Veneto Agricoltura. Veneto Agricoltura gestisce le foreste di proprietà diretta della regione, le foreste demaniali regionali, una per tutte il Cansiglio che tutti conoscono nel Veneto, e quindi prima di tutto è un ente che deve garantire una gestione da buon padre di famiglia di un patrimonio che è di tutti quanti i 5 milioni di veneti. Secondariamente queste foreste sono dei laboratori all'interno dei quali vengono sperimentate, messe in atto, mostrate, trasferite innovazioni nel settore dell'attività forestale. Quali sono dunque i servizi resi al territorio direttamente da Veneto Agricoltura con queste sue competenze? Uno lo conoscono tutti i nostri cittadini, le foreste demaniali come il Cansiglio, Giazza, il Montebaldo e tante altre sono un grande fuoriporta per la comunità veneta, quindi sono foreste che sono anche molto ospitali, aperte alle visite. Il famosissimo bramito del cervo nella foresta del Cansiglio è un esempio per tutte. Dall'altra parte noi cerchiamo di portare a casa soldi difficili da intercettare, per esempio fondi europei con i progetti che noi presentiamo sui programmi LIFE, Interreg, Horizon, e qui spesso collaboriamo col mondo della ricerca. Un esempio è per esempio l'attuale progetto BioDelta 4 che stiamo portando avanti in Cansiglio sulla valutazione e valorizzazione del servizio di conservazione della biodiversità. C'è un prima vaia e un dopo vaia. Possiamo considerarlo un punto di partenza per qualcosa di nuovo, forse anche ripristinare, riconsiderare la filiera del legno? Veneto Agricoltura è intervenuta immediatamente dopo vaia, non fosse altro che perché le foreste demaniali regionali, come tanta parte delle nostre foreste, sono state pesantemente colpite, non in modo così drammatico come in altre parti della regione, ma sicuramente pesantemente. Pensiamo solo al Cansiglio, abbiamo avuto circa 30.000 metri cubi di schianti. Quindi è stata nostra attenzione prima di tutto cercare di esitare il prima possibile, il meglio possibile questo legname. In Cansiglio per esempio abbiamo un progetto molto innovativo con una ditta locale che trasforma i nostri storici antichi faggi in assi del Cansiglio. Ecco, abbiamo cercato di raccogliere quel legname di faggio, non perdere il suo valore e trasformarlo tutto in prodotti ad alto valore aggiunto. Questo l'abbiamo fatto su precisa richiesta della Regione, limitatamente al territorio delle foreste demaniali, anche in questo caso con l'idea che quello che noi abbiamo fatto nel demanio serva da esempio. Ma adesso siamo di fronte all'altra sfida, quella forse meno visibile ma più importante, del dopo. Quindi cosa faremo su quelle superfici, come tratteremo le superfici dopo che avremo terminato l'esbosco, e qui, forti anche del fatto che noi gestiamo i vivai forestali regionali, ci stiamo indirizzando in forte dialogo per esempio proprio col Dipartimento TESAV dell'Università di Padova su quali modelli di forestazione vogliamo ricostruire sui terreni distrutti da vaia. E dunque sì, la filiera del legno. Assolutamente sì, la filiera del legno, filiera che deve crescere molto, perché ricordiamo tutti che gran parte del legname che questa volta una tempesta straordinaria ha messo a terra non resteranno nel territorio regionale e non daranno valore aggiunto nel nostro territorio, perché ai noi le filiere, pensiamo alle segherie, pensiamo alle reti di teleriscaldamento, mancano dei nodi essenziali per permettere che quel legno crei qui valore aggiunto. Proprio in Cansiglio, pochi giorni dopo vaia, abbiamo organizzato una giornata di studio sul teleriscaldamento, perché pensiamo che una parte molto importante delle biomasse che si generano in occasione di tempeste come vaia possano essere utilmente trasformate in servizio calore per le nostre comunità.